Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 27 febbraio e quali sono le caratteristiche che questi nati presentano in base agli influssi astrali che ricevono nel loro giorno di nascita. Ma prima di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questi nati appartengono al dominio mensile Pesci, dunque hanno un grande influsso del dominatore Giove dalla loro e presentano sicuramente delle caratteristiche di umiltà, pacificità, possono essere persone molto caritatevoli, predisposte nei confronti del prossimo, ma ovviamente questi sono caratteri di linea generale che accomunano i nati di questo mese e dunque che appartengono all'influsso gioviale. Ma per quanto riguarda in particolare questi nati possiamo aggiungere che hanno una stella capo, vale a dire la prima costellazione che la Luna attraversa nell'arco di questo giorno, che è la stella capo Scorpione. Questo definisce un tipo di persona molto determinato e con la tendenza a prendere nette posizioni nella vita o ad amare determinate situazioni. Potrebbero per esempio essere molto portati per quello che concerne il mondo delle armi, ma non inteso delle armi eh, proprio come strumenti di attacco o difesa, ma dei corpi armati, ad esempio, hanno una grande attrazione, un grande richiamo verso questo genere di settori, ma non solo. Intanto definiamo che questi nati hanno un'ottima, veramente eccellente fortuna. Questo è dato non solo da questo forte Pesci, questa costellazione alle cui spalle abbiamo detto esserci Giove, e che garantisce a questi nati veramente ottime opportunità e accrescimenti vari, ma si aggiunge la costellazione Scorpione, seguita da Leone. Questi tre elementi principali che influenzeranno questi nati per tutto il corso della loro vita sono molto forti dal punto di vista economico e dunque garantiranno a questi nati un grande successo ovunque si metteranno. Ma non solo, è possibile che questi nati, anche laddove non immaginano di guadagnare o di ricevere del denaro, potrebbero invece ottenerlo. Ad esempio, sono molto fortunati anche nelle cause o nei rimborsi di vario genere e natura. Dunque, cari amici, se avete delle cause con i nati del 27 febbraio, vi conviene patteggiare perché generalmente non la si spunta con questi nati, sono molto molto favoriti e molto forti in questa direzione. Per quanto riguarda il loro carattere, ho già accennato qualcosa collegato a pesci, ma va detto anche che l'influsso di Scorpione e Leone porta a questi nati anche una grande signorilità, una certa ambivalenza per quanto riguarda però il loro aspetto occulto marziano è collegato alla costellazione Pesci, perciò sarà difficile capire il loro vero pensiero e identificare qual è la loro strategia. Saranno sicuramente persone che a dispetto delle apparenze poi hanno un piano segreto che non condividono. Sono anche persone tendenzialmente nervose e possono essere molto religiose, il limite col fanatismo. Dunque, questo aspetto di amplificazione donato da Giove nei confronti dello Scorpione, della costellazione Scorpione, può tradursi in atti di estremismo, di fanatismo oppure comunque di eccesso per questi nati.
Come tipologia di studi, sicuramente tutto quello che è abbracciato appunto da Giove e dunque gli studi di natura superiore, filosofica, di diritto, oppure tutto quello che porta al contatto e il dialogo col prossimo e la possibilità appunto di lavorare anche in questo senso, in questa direzione, e anche la pedagogia, le scienze naturali, insomma, amano approfondire i meccanismi anche inconsci o occulti che muovono questo mondo e le persone che lo vivono. Ma se dovessero abbandonare gli studi superiori per questioni di natura familiare o altri ostacoli che potrebbero incontrare nel loro percorso, comunque si dedicheranno o all'arte o all'industria e al commercio. Dunque comunque sono sicuramente in grado di procurarsi e procacciarsi un benessere e una stabilità molto solida. Per quanto riguarda poi alcune indicazioni legate a cicli e a età, possiamo appunto dire che già a anni 2 e comunque essendo questi nati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, scusate, ma contavo quante costellazioni attraversa la Luna nel loro giorno di nascita e sono 9 costellazioni. Come ho detto in altri video, non si conta più la prima costellazione alla fine del primo ciclo, cioè a 9 anni compiuti, poiché la prima costellazione influenzerà in modo costante e continuo sempre, perennemente, l'esistenza di questi nati, perciò il loro influsso non copre più il ciclo di un anno, ma tutta l'esistenza. E infatti quando si fanno poi le valutazioni dei cicli si considera la costellazione su cui si va a cadere nell'anno in corso e come questa collabora o meno con la stella capo, e da qui che si fanno delle previsioni anche molto precise e dettagliate. Per quanto riguarda dunque queste previsioni e questi cicli, possiamo dire che ad anni 2 e poi, dal momento che ho detto sono 9 costellazioni ma non si conta più la prima, i cicli vitali di questi nati sono di 8 anni, ad anni 10, ad anni 18, ad anni 26, eccetera, dunque 8, 8 più 8 più 8 più 8, potranno avere piccoli o lievi pericoli dal fuoco, oppure non grave comunque. Negli anni 4 e da qui sempre più 8, dunque 12, 20, 28, eccetera, pericoli di cadute o problematiche di carattere circolatorio o tutto quello che ha a che fare con i fluidi corporei e la circolazione corporea. Ancora possiamo dire che un'altra loro debolezza è collegata allo stomaco, dunque dovranno nella vita, non dico preoccuparsene, ma curarlo bene sempre. Infine, l'ultima cosa da dire di questi nati è proprio a ragione delle ultime 2 costellazioni che appunto il loro dialogo con la stella capo, questi nati sono molto favoriti nelle associazioni, dunque collaborazioni, società, club, tutto quello che appunto è la possibilità di lavorare, collaborare con altre persone, dunque lavoro in equipe ma anche soci, e in questo senso sono veramente favoriti. Dunque vi ricordo che se desiderate un approfondimento, uno studio personalizzato, non avete che da contattarmi al numero che trovate nella descrizione del video. Potete condividere questo video con gli amici nati il 27 febbraio, riceveranno un piccolo dono originale. E mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui con i nati del 28 febbraio domani. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.